proseguiamo nell'attività del sostegno senza esitazione del sistema, ben comprendendo che le manovre di razionalizzazione e a contrasto della dispersione dovranno essere avviate, e su questo stiamo perfezionando una serie di opzioni che verranno presentate nel corso dei prossimi mesi. 169 milioni di euro per salute, politiche sociali e disabilità è la posta riservata al settore dall'assestamento di bilancio 2024 che batte il record del precedente. Mai si era visto un assestamento di tale portata che conta 1 miliardo e 400 milioni. Oggi nella seduta di terza commissione l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi ha dettagliato il provvedimento che andrà a impattare sui vari settori. Quote importanti per gli investimenti, in particolare per l'innovazione tecnologica, con una posta riservata in maniera importante all'aumento dei costi del crodiaviano per l'apparecchiatura della protonterapia, quote di parte corrente importanti per quanto riguarda l'andamento dei costi, che potrà essere però considerato soltanto tra qualche mese, quando arriveremo alla semestrale delle aziende sanitarie, poste significative per quanto riguarda misure extra LEA nell'attività di prevenzione e una dotazione che si aggiunge al Fondo Sanitario Nazionale per mettere in sicurezza i costi anche del personale, sul quale rilevo ci siano stati degli scioperi inutili. Poi la risposta sulle liste d'attesa dopo gli avviati accertamenti della Procura sulle impegnative inevase per gli esami specialistici. Ho letto, noi siamo a disposizione di tutti coloro che hanno il titolo di potersi interessare di queste cose, mettendo a disposizione tutte le nostre informazioni. Il tema dell'attesa è un tema che riguarda l'intero Paese purtroppo e che ha a che fare con una situazione complessa. Peraltro le aziende ormai hanno completato anche tutte le attività legate all'esercizio del diritto di garanzia, quindi noi su questo stiamo proseguendo nella difficoltà che è il momento storico, probabilmente il momento storico più difficile nella vita del Servizio Sanitario Nazionale.